Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buongiorno e ben ritrovati per il commento di fine giornata dei mercati finanziari. Diciamo subito Milano maglia nera oggi sui mercati europei, positivi invece gli altri principali mercati europei. Allora Milano, guardiamo il dettaglio, meno 0,49%, Parigi più 0,60%, Madrid più 0,53%, Francoforte più 0,13%, Londra più 0,16%, Zurigo più 0,28%. Non hanno fatto certo bene ai mercati, agli investitori, le parole di oggi pomeriggio della Banca Centrale Europea, che ha chiaramente detto che la guerra scatenata il 28 febbraio sta provocando turbolenze più di quanto non dicano le valutazioni di borsa, attualmente sovrastimate secondo la BCE. In precedenza, oggi i mercati americani vivono anch'essi per ora almeno una giornata abbastanza contrastata, positivo solo il Dow Jones, in questo momento fa segnare uno 0,40% in positivo, come abbiamo detto, mentre per quanto riguarda sia Dow Jones, sia lo standard, l'S&P 500 meno 0,02 e il Nasdaq meno 0,49%. Cambio euro-dollaro a 1,63 viene scambiato, un cambio sostanzialmente stabile. Il petrolio è sceso come da qualche tempo sotto i $100, il Brent vale oggi 94,27 in questo momento, dollaro 4.400, l'oro scusate, $4.400 per oncia. E per quanto riguarda invece le attese del mercato americano, naturalmente dobbiamo aspettare qualche ora per la chiusura dei mercati americani. Per ora è tutto per quanto riguarda le informazioni di borsa. Buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione